La settimana alpina di Gorizia si è chiusa con le celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione della sezione ANA in riva all'Isonzo. La giornata è stata aperta dalla deposizione delle corone ai monumenti alpini al Parco della Rimembranza e si è chiusa con la benedizione di un mezzo donato dalla Protezione Civile regionale e la sfilata lungo il centro cittadino. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. La preghiera dell'Alpino è stato sicuramente uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni per i 90 anni della sezione ANA di Gorizia. Centinaia di alpini sono venuti a Gorizia per sfilare lungo il corso e alla mattina partecipare all'inaugurazione del nuovo mezzo che la Protezione Civile ha donato alla sezione ANA di Gorizia. Il rapporto Alpini-Protezione Civile qual è? È un connubio perfetto, integrato, che ha dato risposte ottime anche nell'ultima emergenza nazionale come il terremoto in Emilia e prima ancora in Abruzzo. Insomma, veniamo riconosciuti assolutamente come primi in Italia grazie a questa unione. Come presidente della Fondazione Carico Chiozza, col cappello di Alpino, Alpino dove? Alpino, ho fatto la scuola militare alpina a Aosta per 6 mesi e poi servizio a Tarvisio nel battaglione Gemona. Se le chiedo che ricordi Splendidi, è l'ultimo forse periodo veramente sereno della vita, perché poi si assumono le responsabilità di lavoro e di famiglia e quella spensieratezza viene meno. Una scossa di terremoto con magnitudo 2,6 è stata registrata oggi alle 11:23 con epicentro a Bovec in Slovenia, a segnalarlo la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Nella casa natale di padre Davide Maria Turoldo a Coderno di Sedegliano è stata allestita la rassegna pittorica degli artisti locali. Ben 19 hanno aderito all'iniziativa, si tratta di diversi appassionati di diverse estrazioni sociali, tutti accomunati dalla passione per la pittura, ma con tecniche diverse. L'amministrazione comunale ha deciso con questa iniziativa di dare visibilità ad artisti locali, impegnando la dimora del sacerdote e poeta per tutti i fine settimana del mese di settembre. I pittori partecipanti sono Lidia Bravin, Federico Comisso, Pierina Contardo, Laura Del Zotto, Michele Di Lenarda, Pietro Fantini, Simone Fantini, Paola Gasparotto, Daniela Moretti, Patrizia Nogaro, Stefano Ornella, Diana Rinaldi e ancora Emanuele Disma Rinaldi, Elisabetta Rinaldi, Sandra Turco, Anna Usatti, Lucia Barutti, Alessandro Vitte e Iris Zoratto. Le immagini della mostra sono state girate dal nostro telespettatore Dianello Pitton. Ritrax Complete Communion, incursioni sonore nei circuiti di Pier Mario Ciani, ha avuto un ottimo successo di pubblico con l'organizzazione del Comune di Bertiolo e delle associazioni Arbe e Garbe ed Ibrida, con il sostegno di artisti e musicisti che hanno voluto ricordare l'artista Ciani a 7 anni dalla sua scomparsa. Cuore dell'evento il centro storico del paese, negli spazi della vecchia Filanda e l'Enoteca, trasformati in una caleidoscopica festa delle suggestioni visive e sonore degli artisti partecipanti. La manifestazione è stata aperta da One More Tracks, omaggio cronostorico all'articolato progetto Tracks, sistema modulare a componibilità illimitata, ideato nel 1981 dallo stesso Ciani, in collaborazione con il critico musicale e artista Vittore Baroni e il fumettista designer Massimo Giaccone. Trax, nel corso di un decennio, ha coinvolto oltre 500 autori da tutto il mondo in spericolati progetti artistici d'avanguardia. Pier Mario Ciani, artista periferico e allo stesso tempo mediaticamente attivo sul piano internazionale, è stato uno dei protagonisti più rilevanti della cultura pop italiana, pur non spostandosi mai dal suo paese di origine. E adesso è il momento della vignetta di Fernando Venturini, vediamo. Manamana, 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 Si
Siamo allo sport, difesa a rischio infortuni per Guidolin, nel reparto forse meno fornito della rosa, ancora una volta si deve fare a meno di un elemento. Erto non ce la farà, infatti domenica ad essere della partita, il tecnico sarà quindi costretto a spostare Naldo sulla destra. Forfè sicuro anche a centrocampo, con Pinzi che non recupera, ma c'è una buona notizia per Badu, pronto a sostituirlo. Ancora una volta saranno da coprire due posizioni piuttosto importanti in campo, ma per fortuna di Guidolin il gioco degli incastri della settimana ha permesso di recuperare situazioni che parevano ben più gravi e quasi impossibili, e da quasi emergenza si passa a situazione più facilmente gestibile. Contro il Bologna domenica mancheranno infatti ancora una volta due calciatori, ancora Pinzi che ha saltato anche la partita con il Parma e il francese Ertò, per il quale oggi si è capito che recupero è cosa praticamente impossibile. Una in difesa e una a centrocampo, ma il quadro sembra decisamente più roseo rispetto a quello che si prospettava qualche giorno fa. Prima la notizia dell'infortunio di Basta e poi quella di Badu avevano messo in allarme non poco il tecnico, che poi però ha potuto tirare un sospiro di sollievo con il dietrofront sul serbo, sul quale non è stata riscontrata alcuna lesione muscolare, e il recupero di Badu, che quindi potrebbe essere pronto a disporsi laddove contro il Parma fu capace di stupire, ovvero tra Basta e Allan con licenza di proiettarsi in avanti. In difesa invece per un Ertò che da forfè c'è un Domizzi che rientra a disposizione. Centro-sinistra coperto dunque, e per Naldo si prospetta un rientro sul ruolo più naturale di centrodestra a sostituire il francese. Soffre le assenze la difesa però con un solo altro uomo a disposizione, quella Bubnic, che può sostituire Domizzi quando non lo faccia Naldo. Certo, con una competizione in meno non era facile tenere una rosa più ampia e non scontentare nessuno, ma gli infortuni uniti alla previsione di qualche cartellino e quindi di squalifica fanno un po' tremare. Intanto per il Bologna comunque affare risolto e si darà il via a una serie di scontri tra provinciali prima di arrivare a fine ottobre alle grandi, cominciando dal Milan, per capire bene quale sia il posto di questa squadra nella gerarchia di A. È un attacco seppur indiretto all'Udinese, alla politica che atto è arrivato dal Daily Mail, che se l'è presa oggi in particolare con un'altra squadra italiana, ovvero con il Parma, parlando di una squadra che recluta giocatori per poi girarli nelle società satellite, se va bene prendono il dividendo, altrimenti niente. Come si fa per il bestiame? Se il 30% del bestiame porta profitto è un successo, ma il restante 70% rimane un numero, ha scritto il tabloid appunto sulla squadra crociata. Attacchi però anche ad altri club inglesi, tra cui il Chelsea, oltre all'Udinese con i Pozzo, che negli ultimi anni hanno acquistato Granada e Watford, allargando la propria misura di scambi europei. La Premier, dice il Daily Mail, dovrebbe mettere un blocco ai giocatori che possono arrivare dagli altri campionati in prestito. E ancora per lo sport, sono ripartiti domenica i campionati dilettantistici regionali e con la prima giornata ritorna anche il nostro appuntamento con il Super 13, i migliori protagonisti del fine settimana scelti da Dino Gastaldo. Il Super 13 di questa settimana è formato da: in porta Daniele Peressini del Tamai, difesa 3 con Francesco Sannino del Lumignacco, Amedeo Russo del Cordenons e Stefano Tortolo della Pro Romance. A centrocampo Daniele Mattelic del Pordenone, Davide Carniello dell'Azzanese, Milan Grujic del Kras e Cristian Zucchiatti della Virtus Corno. In attacco Zans Monnels della Manzanese, Giuseppe San Giovanni dell'ISM Gradisca e Massimiliano Rossi del Flaibano. Allenatore della settimana è Fabio Franti dell'ISM Gradisca. Arbitro della settimana Francesco Ferro di Latisana. Spettacolo al Parco Volo di Pasian di Prato, la terza prova del campionato Gymkhane del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione di auto storiche suddivise in varie categorie. Domenica presso il Parco del Volo di Pasian di Prato si è svolta la terza prova del campionato Gymkhane del Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla Teams Friuli. Buona la partecipazione del pubblico, che ha assistito all'evoluzione dei piloti che con le loro auto, preparate appositamente per questo tipo di gare, hanno dato spettacolo per tutta la giornata. La gara si è disputata sulla lunghezza di 7 manche su un percorso birillato della lunghezza di circa 600 metri, dove ogni birillo costituiva penalità. La lotta all'ultimo birillo portata
portato a stilare una classifica finale della gara, di conseguenza pure la classifica del campionato. Le auto erano suddivise in varie categorie a seconda delle loro caratteristiche. I vincitori, che arrivano da Udine, Gorizia e Trieste, sono risultati Andrea Toffoli e Alessandro Acutis, e la vincitrice del trofeo Dame è risultata Maria Paola Vicario. Il prossimo appuntamento ed anche la finale del campionato si disputerà a Gorizia il 22 settembre. Questa giornata trascorsa in mezzo a delle auto storiche che abbiamo vissuto sostanzialmente in una grande festa grazie al Teams Friuli. Ci siamo trovati qui durante la Gincana, valevole per la prova del campionato regionale, insieme anche a delle novità che sono state introdotte con sostanzialmente l'utilizzo anche di veicoli elettrici, e questo è stato un motivo di innovazione qui al Parco del Volo che ci ha portato sostanzialmente a vivere questa bellissima giornata in mezzo a tutte le altre associazioni di categoria. Ci fermiamo qui, il telegiornale ritorna come sempre domani puntuale alle 19. Nella nostra sigla il riepilogo delle principali notizie che abbiamo trattato. A voi grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata. Prime sbiancate sopra i 1800 metri, imbiancato il Cogliens, una spruzzatina anche sull'Ussari. Per lunedì è annunciata un'altra perturbazione, anche se non marcata come nei giorni scorsi. Dietro le sbarre la situazione è sempre difficile, tra gente aggredita.